Il ministro della Coesione, ospite del cantiere Calabria, ribadisce gli impegni del governo in favore della Calabria. L'esponente dell'esecutivo, De Vincenti, punta su Patto e ZES a Gioia Tauro. Continua il braccio di ferro tra la Regione e il governo regionale per la questione commissario. Intanto i problemi aumentano. Nelle strutture sanitarie della Calabria continuano a mancare uomini e mezzi. Pacienza annuncia, la pazienza è finita. Un dirigente e 2 funzionari dell'ASP di Catanzaro sono indagati a vario titolo per corruzione in atti giudiziari e falso ideologico in atto pubblico. L'inchiesta è coordinata dal procuratore aggiunto Giovanni Bombardieri. Secondo gli inquirenti, il giovane marocchino arrestato a Cosenza nel gennaio scorso voleva raggiungere la Siria per diventare un foreign fighter. Domani in campo il Cosenza ospita l'Andria, la Regina il Matera, in trasferta il Render Lecce, il Catanzaro a Bisceglie. Dal 22 settembre al via le strade del paesaggio e il Festival del Fumetto saranno esposte le tavole di Soldi e Palumbo e raccontata la storia del celebre bandito Escobar. Buonasera dalla redazione del TG10. Dunque la politica in apertura con l'impegno del governo per lo sviluppo della Calabria, ospite del meeting all'Unica il ministro della coesione territoriale De Vincenti. Anche il ministro per le politiche di coesione, Claudio De Vincenti, ha partecipato alla 3 giorni di Cantiere Calabria, evento voluto dalla Regione. Il ministro ha puntato l'attenzione sulla ZES, la zona economica speciale, che sta nascendo a Gioia Tauro e solo a Gioia Tauro. Una ZES per ogni porto core, in Calabria il porto core è Gioia Tauro. Poi si tratta adesso di costruire la ZES di Gioia Tauro perché costituisca un punto di riferimento che aiuta l'economia di tutta la Regione. Ed è su questo che ci confronteremo con il Presidente Oliverio. La proposta che ha presentato la Regione va in questa direzione, si tratta adesso di metterla a punto bene. La Calabria sta molto crescendo dal punto di vista economico, dice ancora il Ministro. I segnali che abbiamo sono molto interessanti. In questo 2017 la Calabria sta accelerando nel ritmo di crescita, in particolare registriamo 10.000 posti di lavoro in più nel primo semestre del 2017 rispetto al 2016 e l'andamento del PIL anche è coerente, cioè sostiene esattamente questa creazione di posti di lavoro. La Regione ha avviato i lavori per l'applicazione del Patto Calabria, faremo anche su questo un punto per accelerare ulteriormente. La Calabria, sappiamo, è anche la regione che è stata più colpita e martoriata dalla crisi economica apertasi nel 2008, però è anche quella che sta mostrando grande capacità di reazione da 3 anni a questa parte. Tensione alta tra la Regione e la struttura commissariale sulla sanità. Intanto i problemi in corsia aumentano, mancano uomini e mezzi e Pacienza annuncia la pazienza è finita. La questione sanità, diciamo che è stata messa a bagnomaria, tra una riunione e l'altro. Una specie di stato dell'arte senza arte. Eppure sembrava dovesse succedere la fine del mondo, invece c'è calma piatta. Una situazione non più sostenibile se è vero che negli ospedali si annaspa per mancanza di personale. Non v'è traccia delle 1000 più assunzioni tanto sbandierate. C'è chi sostiene che la montagna, ha partorito un topolino, che tradotto significa 47 medici nei 3 ospedali più importanti della regione, più 526 operatori sociosanitari, un po' di infermieri e di tecnici. In questa infornata bisogna tener conto delle stabilizzazioni, che sono giustamente tantissime. Il resto della partita, che riguarda le nuove attività e il turnover, si attende il fischio d'inizio del Ministero, che tarda ad arrivare. La stagione è complicata e rischia di consegnare alla Calabria un 2017 orribile, con conseguenze devastanti. Tradotto, arretramento sui LEA e sul conto economico. E mentre si è alla ricerca della soluzione migliore, sempre più calabresi varcano i confini della regione per farsi curare. Nel 2015, ultimo dato censito, l'emigrazione passiva ha toccato quota 301 milioni di euro, a fronte di appena 27 milioni nella voce attiva. Parte della somma, ben 127 milioni di euro, finisce nelle casse delle strutture private del nord. Un salasso
che testimonia, oltre che un pericoloso arretramento, basti pensare che nel 1995 la spesa era di 75 milioni di euro. Scorrendo ancora i dati emerge che il 21% delle attività chirurgiche vengono effettuate fuori regione e ciò rappresenta un forte danno d'immagine per l'intero sistema sanitario calabrese e non rende giustizia, per esempio, ai tanti validi professionisti che pur ci sono ed operano in questa terra. Giova ricordare che il costo annuo per la gestione di un ospedale in Calabria si aggira intorno ai 200 milioni di euro. Ne spendiamo oltre 300 per andare fuori. Due conti forse occorrerebbe pur farli. Tutto questo scivola via in attesa di che cosa? Il braccio di ferro non può durare in eterno perché alla lunga anche le più appassionanti storie appuntate annoiano. I cittadini non sono interessati alle diatribe, importa nulla se il ministero nicchia, la regione spinge, il commissario resiste. Ciò che conta, e conta davvero, sono i fatti, punto e basta. Il resto sono esercizi di retorica, politichese, vuoto a perdere, in una parola, tempo sprecato. La Calabria non può più aspettare, pazienza zero, esaurita, finita. Il cittadino chiede, ma questa sanità quando cambia? Il cittadino ha ragione per intanto, perché sono troppi gli anni di sofferenze, sono troppe anche i disservizi, le inadempienze che si sono accumulati in questi anni. La sanità è il problema dei problemi e se non si risolve questo? Non c'è dubbio che la sanità è il problema dei problemi. Il 2016, che è stato l'unico anno di gestione di questa struttura commissariale, sa cosa è successo? Che il commissario al risanamento del debito sanitario, perché questa è la funzione del commissario, la definizione giuridica è commissario ad acta per il rientro dal debito sanitario. Invece il commissario, la struttura commissariale, ha prodotto più debiti di quelli che c'erano in precedenza, quindi un obiettivo più che lusinghiero da parte della struttura commissariale. Ma questa storia può durare ancora tanto? No, il tempo è scaduto. Su questa vicenda noi ci auguriamo che nelle prossime settimane il governo assuma una determinazione. Noi riteniamo che la determinazione più naturale, più giusta, più logica sia quella di riportare in capo al Presidente della Regione i poteri anche del risanamento e della ricostruzione del sistema sanitario. Ove il governo dovesse assumere un'altra decisione, vuol dire che bisogna, riposizionarsi e assumere un atteggiamento che non può essere più quello che è stato in questi anni. Queste assunzioni arriveranno e quando? Entro questo mese, il mese di settembre, prima decade di ottobre, dovrebbe chiudersi questa partita per quanto riguarda questa seconda tranche di personale da immettere nel sistema sanitario calabrese, recuperando anche su questo, noi abbiamo fatto una pressione, anche il personale che va in quiescenza in questa annualità, cioè nel 2017, per evitare, siccome ci sono una serie di passaggi, spesse volte troppo lenti, anche per una inadeguata interlocuzione col Ministero della Salute e col Ministero dell'Economia, noi riteniamo che bisogna accelerare su questi terreni. Non ci possono passare 10 mesi per fare il piano delle attività 2017. Siamo ormai agli sgoccioli dell'annualità e ancora discutiamo del piano delle attività 2017. Un dirigente e 2 funzionari sono stati interdetti dal servizio dell'ASP di Catanzaro con l'accusa di corruzione in atti giudiziari e falso ideologico in atto pubblico. Bufera sull'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, dove un dirigente e 2 funzionari sono stati interdetti dal servizio con l'accusa di corruzione in atti giudiziari e falso ideologico in atto pubblico. Destinatari del provvedimento il direttore amministrativo Francesco Pugliese, 49 anni, Francesco Santoro, 59 anni, funzionario del nucleo investigazioni sanità e ambiente, organo di polizia giudiziaria della procura, e Francesco
Francesco Lucia, suo collega del Nisa di 48 anni. Pugliese e Santoro sono stati sospesi per 1 anno, mentre Lucia per 6 mesi. I provvedimenti emessi dal giudice per le indagini preliminari di Catanzaro Barbara Saccà sono stati eseguiti dai finanzieri del nucleo di polizia giudiziaria di Catanzaro. Le indagini coordinate dal procuratore aggiunto Giovanni Bombardieri. Al centro dell'inchiesta la redazione di un atto falso per favorire l'assunzione in azienda della figlia di uno degli indagati. Indagato per abuso d'ufficio il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, il primo cittadino esprime fiducia nella magistratura e aggiunge: continuiamo a lavorare per i cittadini. È giusto che la magistratura approfondisca. Queste le parole del sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà dopo la notizia relativa ad un avviso di garanzia emesso nei suoi confronti dalla Procura di Reggio Calabria diretta dal procuratore Federico Cafiero De Rao. Noi come amministrazione comunale, ha commentato il primo cittadino, siamo stati subito disponibili con la magistratura. Si tratta di un'indagine scaturita da una denuncia e ora seguiamo l'evolversi della vicenda e continuiamo a lavorare per i cittadini. Anche alcuni componenti della giunta Falcomatà sono stati raggiunti da un avviso di garanzia. L'ipotesi di reato è abuso d'ufficio. Al centro della vicenda l'affidamento ad un imprenditore tramite una delibera del 2015 del Grand Hotel Miramare. Ad essere coinvolti sarebbero quasi tutti gli assessori della prima giunta Falcomatà, tranne gli ex assessori Mattia Neto, assente dalla seduta di giunta, e Angela Marcianò, che contestò quella scelta e la successiva delibera. Torniamo ad occuparci del giovane marocchino di Luzzi arrestato nel gennaio scorso. Secondo gli inquirenti avrebbe voluto raggiungere la Siria per diventare un foreign fighter. Sentiamo Gianluca. Amil Mehdi sarebbe diventato un foreign fighters. L'intenzione del marocchino, arrestato nel gennaio 2015 dalla Digos di Cosenza su richiesta da DDA di Catanzaro, era quella di raggiungere le zone teatro di guerra in Siria e in Iraq e mettersi al servizio dello Stato islamico. È scritto nella sentenza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, al termine del procedimento speciale e abbreviato che ha portato alla condanna a 4 anni e 6 mesi di reclusione del 26enne. Il magrebino, giunto in Italia nel 2005 per ricongiungersi ai propri familiari, commercianti e ambulanti residenti a Luzzi, era stato tratto in arresto nell'ambito della nuova legislazione antiterrorismo. Il quadro accusatorio che lo riguardava permise di applicare per la prima volta in Italia le norme che sanzionano la pratica dell'autoaddestramento, condotta prevalentemente attraverso il web dagli aspiranti foreign fighters di matrice jihadista. Tutto iniziò con una perquisizione domiciliare all'abitazione della Mil, bloccato all'aeroporto di Fiumicino in entrata dalla frontiera turca, da dove era stato respinto per motivi di sicurezza pubblica. Al momento del controllo, Amil era in possesso di un unico bagaglio a mano, contenente un pantalone tipo militare, pochi altri capi di abbigliamento, una pubblicazione dei Fratelli Musulmani sui comportamenti che deve tenere un buon musulmano secondo il Corano, 2 telefoni cellulari e 800 euro. All'epoca i familiari, all'oscuro del viaggio del congiunto, riferirono che sarebbe dovuto rientrare a casa nella stessa serata, circostanza non compatibile con la volontà del giovane di andare a Istanbul. Per gli inquirenti, i fatti avvaloravano la supposizione che il marocchino potesse essere partito alla volta della Siria, con l'intenzione di addestrarsi e combattere al fianco dei guerrieri dell'ISIS. La possibilità che reiterasse il tentativo di recarsi in territori di jihad ha portato ad attivare servizi di osservazione e pedinamenti che hanno evidenziato una naturale propensione del giovane a sposare la causa dell'ISIS, l'utilizzo di piattaforme di comunicazione diverse da quelle abituali, l'accanito interesse per immagini, filmati e altri contenuti propagandistici riferiti all'organizzazione, linkati quotidianamente tramite diversi siti telematici d'area, i cui contenuti rimandano a forme di addestramento e combattimento tra soggetti incappucciati, tutti contrassegnati dall'inconfondibile brand dello Stato islamico, la volontà di raggiungere la Turchia e poi il progetto di trasferirsi in Belgio. I numerosi elementi raccolti hanno costituito una solida base sulla quale integrare diversi profili penali contemplati dalla nuova legislazione antiterrorismo e fermare quel ragazzo insospettabile, ben integrato nella comunità italiana che però sognava un futuro da jihadista. 600 piante di canapa indiana scoperte dai carabinieri nel Regino e messa sul mercato. La droga avrebbe fruttato circa 900.000 euro. Questo fondo agricolo si trova a San Pietro di Carità nel Regino. Qui i carabinieri della stazione di Serrato, unitamente a quelli dell'aliquota operativa Norme di Gioia Tauro, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dalla compagnia di Gioia Tauro, hanno rinvenuto e sequestrato circa 600 piante di canapa indiana, vedete, in pieno stato vegetativo dell'altezza media di 2 metri, già pronte per essere raccolte. La piantagione avrebbe fruttato sul mercato della droga guadagni per circa 900.000 euro. In
Inoltre nelle immediate adiacenze del sito sono stati rinvenuti vari attrezzi agricoli utilizzati per l'illecita coltivazione e un casolare utilizzato per la successiva essiccazione e imballaggio della sostanza stupefacente. Le piante, previa campionatura, sono state distrutte sul posto, come disposto dall'autorità giudiziaria di Palmi, mentre i campioni prelevati sono stati sequestrati e saranno successivamente trasmessi al RIS di Messina per le analisi tossicologiche. E adesso i nostri 100 secondi di cronaca. Un'area commerciale servita da un sistema di scarico delle acque reflue privo delle necessarie autorizzazioni è stata sequestrata a Crotone dalla Polizia di Stato, che ha denunciato il proprietario. Il sequestro, che ha riguardato anche un immobile, è stato fatto nell'ambito dei servizi di controllo condotti da personale della Questura del reparto Prevenzione Crimine Calabria e dalla Polstrada in collaborazione con gli specialisti dell'Arpacal. 3 persone sono state arrestate e poste ai domiciliari a Cosoleto nel Reggino dai carabinieri per coltivazione di sostanze stupefacenti. I 3, noti alle forze dell'ordine per reati specifici, sono accusati di avere realizzato una piantagione di cannabis indica scoperta e sequestrata durante un servizio di controllo del territorio. Sul terreno sono stati trovati 100 arbusti dell'altezza media di 2 metri in pieno stato vegetativo e per un peso complessivo di 1 quintale, la cui vendita avrebbe fruttato circa 200.000 euro. La Polizia Municipale, grazie alle telecamere di sorveglianza, ha individuato il motociclista che ieri ha investito una bimba a Lamezia. Per la piccola solo tanta paura, non ha riportato ferite. A bordo della moto un minore che è stato denunciato. La Dea Bendata a Bacia Cosenza, un fortunato giocatore ha vinto 50.000 euro al 10 e lotto giocando 2 euro nella tabaccheria ricevitoria di Viale Trieste, centrati 8 numeri su 8. Ci spostiamo adesso a Vibo, dove è partita la raccolta differenziata, sono stati consegnati i kit ai cittadini. Parte la raccolta differenziata a Vibo Valenze con modalità porta a porta e di prossimità. Già da questa notte è iniziata la rimozione dei cassonetti stradali, per cui i cittadini da domani entro le ore 6 dovranno lasciare il mastello dell'organico fuori la propria abitazione. Il sistema previsto sarà modulato con una doppia attività di raccolta. Saranno eliminati circa 150 cassonetti stradali e saranno posizionate 14 mini isole ecologiche per la raccolta, che saranno videosorvegliate. Inoltre nella stessa area sarà avviato il servizio porta a porta domiciliare con i mastelli nei tempi e i modi previsti nel calendario di raccolta consegnato a tutte le utenze domestiche. Rimane ancora il problema del ritiro e della consegna dei kit della raccolta, in modo che tutti i cittadini abbiano la dotazione necessaria ad attivare il servizio. Operazione che comunque sta avvenendo ordinatamente tra persone convinte che sia questa una svolta positiva per la città. Ha preso questi bidoni, come pensa di affrontare questa nuova situazione? Le dobbiamo affrontare a qualsiasi costo. Se la legge è questa, la dobbiamo affrontare. Ha capito il meccanismo com'è? Ho capito il meccanismo. Spazzatura, alluminio, plastica e bel di seguito. Lei mi pare che le idee più chiare. Prego, mi dica. Allora, si è reso conto di come funziona? Io mi sono reso conto perfettamente, speriamo che la cittadinanza lo faccia, perché se non si fa una situazione del genere si arriverà alla sporcizia in tutto il paese. Questo sarebbe una cosa, diciamo, catastrofica per tutto l'ambiente. Bisogna adeguarsi, perché tutta l'Italia lo fa. Noi siamo calabresi, speriamo che il calabrese abbia la coscienza e l'intelligenza di farlo come lo fanno tutti. Io è già un po' che la faccio e mi trovo bene, in quanto non vado via a buttare tutto nei cassonetti, ma vengono fino a casa, mi tolgono il tutto. È una cosa buonissima, sperando che continui questa situazione, che non vi siano degli scioperi, perché se un giorno succede uno sciopero e il cassonetto mi resta là pieno di immondizia, sarebbe ancora anche questa una catastrofe. A Catanzaro, in piazza, i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate e l'avvertenza è nazionale, chiedono di partecipare ai processi di riforma. Il cartello ben in vista nella sede regionale dell'Agenzia delle Entrate a Catanzaro è un avviso per gli utenti sui possibili disagi a causa dell'assemblea del personale. L'adesione dei dipendenti è massiccia, un sit-in di 2 ore indetto dal sindacato è inserito in un'avvertenza nazionale in cui si rivendicano più uomini, più mezzi e riqualificazione degli impiegati. Le riforme si susseguono, i cittadini fanno domande e non sempre gli sportelli si è in grado di rispondere.
rispondere, partecipare al processo di riforma è quanto chiedono i lavoratori. Siamo sempre di meno, ci vengono richieste delle competenze tecniche molto elevate che noi siamo ben lieti di dare, ma che dobbiamo essere messi in condizioni di dare, e questo la gente deve saperlo, perché quando viene nei nostri uffici e vuole delle risposte noi dobbiamo essere in grado di darle, ma purtroppo l'amministrazione non ci dà gli strumenti. Quindi è giusto che si capisca che questa rivendicazione non è, come si può pensare, una rivendicazione di tipo economico, ma è una rivendicazione di tipo operativo, perché l'operazione scorretta che si è fatta di dire Agenzia delle Entrate e riscossione in realtà non va bene. Noi non abbiamo nulla ancora che ci avvicini ai colleghi cosiddetti di Equitalia, quindi in realtà noi in questo momento siamo semplicemente un ente che ha per esempio due anime, ma questo la gente non lo sa e spesso si confonde, ci chiama Equitalia. Noi non siamo Equitalia, siamo Agenzia Entrate e ancora rimaniamo tali. I colleghi di Equitalia rispondono a delle logiche private, mentre invece noi siamo gestiti con un contratto pubblico. Le assemblee previste in tutte le sedi delle agenzie delle entrate fino al 19 settembre. Adesso la pagina sportiva, sentiamo Gianluca Pasqua. Il Milan alla prima giornata, l'Inter alla quarta, all'uscita un'altra pretendente allo scudetto, i nerazzurri di Spalletti, incollati alla Juve, in Calabria per vincere contro l'11 di Nicola, ancora alla ricerca del primo gol e del primo successo e una seconda esperienza nella massima serie. In questa stagione punta a correre più che a rincorrere, ecco perché si attende una maturazione più veloce da parte dei suoi uomini. Affrontiamo una squadra secondo me molto forte, che l'allenatore che conosco ed è uno che stimo particolarmente, una squadra davvero molto competitiva. Secondo me quest'anno, almeno stando ai video che ho visto io, saranno i veri antagonisti di Juve e Napoli, per quello che ho visto io. Quindi mi aspetto una squadra molto forte, una squadra che sta bene, mentre noi cambieremo qualcosa, sì, faremo qualcosa, abbiamo lavorato molto in questa direzione, sempre con lo spirito di avere e di fare una partita dove ci vorrà un grandissimo coraggio, bisogna correre tanto ma soprattutto correre bene. In Serie C è il momento del Cosenza, la prestazione sfoderata a Matera non deve rimanere una parentesi isolata. Gaetano Fontana ha già apportato le prime correzioni all'11 rossoblù che nelle prime giornate aveva concesso pause poi rivelatesi fatali. Nella gara con l'Andria tutti si aspettano una partita perfetta, che porti punti soprattutto e certezze se possibile. Per caratteristiche Corsi ti dà qualche soluzione, lo stesso Tommaso Dorazio rispetto a Pinna ti dà altre soluzioni. L'aver spostato Idda a destra era per necessità e anche in funzione dell'avversario. Calamai secondo me aveva fatto molto bene, anche se non è di ruolo, si è prestata a quel tipo di situazione, l'ha fatta in maniera importante. Questo per me è significativo perché ho la disponibilità da parte dei ragazzi, però ovviamente per la partita di domani bisogna valutare alcune cose e quindi se non dall'inizio mi auguro che non ci sia l'opportunità di dover fare dei correttivi strada facendo, però insomma so di avere delle opportunità con corso senza corsi e quindi vediamo alla fine quello che è meglio preferire dall'inizio della gara. Al Granillo e di scena il Matera, bella sfida tra una squadra, quella Amaranto, ancora alla ricerca di un'identità precisa ma comunque capace di offendere, e la coppia sbiadita dalla formazione plasmata da Uteli nella scorsa stagione. I lucani hanno solide basi ma possono andare in tilt di fronte all'esuberanza di un avversario più rapido e brillante. Il rientro di Zanini e l'abbondanza in attacco sono le buone notizie per Alessandro Erra, che ha preparato la trasferta di Bisceglie. Sì, ci aspetta una partita contro un avversario che è in salute, quindi una squadra giovane, una squadra che cerca di fare la partita, che è partita con grande entusiasmo, ma noi siamo pronti, anche noi stiamo bene e quindi siamo in crescita e sono sicuro che faremo una buona gara perché la squadra ha vissuto una buona settimana. Loro diversi giocatori che hanno vinto il campionato scorso sono rimasti, hanno inserito tanti stranieri di buon livello perché militavano nei campionati maggiori dei propri paesi, quindi una squadra fisica, una squadra ben allenata e sappiamo quello che ci aspetta, ma ci siamo preparati bene, quindi partiamo con fiducia. Confronto impegnativo per la matricola Rende, chiamata a giocare in casa di un Lecce voglioso di rialzarsi dopo il cambio da guida in panchina. Le assenze pesano, per i biancorossi alle prese con la squalifica di Franco e qualche acciacco, e per i giallorossi privi di Costa Ferreira, Ciancio e Di Piazza e con Caturano in dubbio, ma con un organico più completo rispetto ai calabresi.
A Cosenza ritorna una delle manifestazioni più amate dagli appassionati di fumetti, le strade del paesaggio. Dal 22 settembre torna a Cosenza Le Strade del Paesaggio, uno dei festival del fumetto più attesi in Italia e sicuramente il più importante del Meridione. Per 3 giorni l'evento animerà il centro storico di Cosenza con artisti, musica, rievocazioni storiche, spettacoli, giochi tradizionali e tanto altro. Le novità sono tante, insomma 2 in particolare. C'è questo progetto bellissimo in collaborazione con i Box Art. Quest'anno al Museo del Fumetto gli artisti verranno come al solito, ma lavoreranno per 3 giorni lì in residenza e faranno delle opere ispirate al centro storico, alla nostra storia, alle nostre leggende, e poi saranno donate alla città di Cosenza. E l'altra novità grossa di questa edizione è il fatto che verrà allestita la Villa Vecchia con accampamenti storici, medievali, aree cosplay come l'anno scorso, ma vivrà anche di notte fino a mezzanotte con tanti stand gastronomici e molti spettacoli interessanti la sera. Il festival, giunto all'11ª edizione, si avvale del patrocinio del Comune di Cosenza, in quanto sarà anche l'occasione per mettere in luce la città antica. Siamo molto contenti come Comune di Cosenza di poter partecipare a questa manifestazione che ha una sua storicità ma che oggi recupera un nuovo protagonismo, tanto con il collegamento con le residenze dei Box Art che continuano a dimostrare questo aggancio rispetto al centro storico. Quest'anno noi intendiamo spostare la gran parte delle attività culturali e artistiche del Comune sulla città storica. Abbiamo da affrontare un momento di impatto in cui chiediamo a tutta la città di riappropriarsi del centro storico e il Comune farà la sua parte per rivitalizzarlo il più possibile. In questo momento è una grande sfida per tutti, è una sfida difficile, ma io credo che debba diventare la sfida della città. L'amministrazione di fatto sposta proprio una delegazione vera e propria sul centro storico, accanto a questa stiamo lavorando per mettere anche proprio un hub che divenga la Casa delle Culture, che diventa casa del Comune ma soprattutto la casa della città storica, dove mettere insieme tutte le intelligenze e le volontà che decidono di partecipare a questo grande progetto. E adesso le previsioni del tempo. Ben ritrovati allo spazio delle previsioni del tempo a cura di meteincalabria.it. Si prospetta un fine settimana tipicamente estivo sulla nostra regione. Un tempo stabile e soleggiato e con temperature che ritorneranno a superare i 30 gradi in diverse località, causato per l'arrivo di masse d'aria più calde dal Nord Africa, attivate in risposta da una profonda saccatura presente sull'Europa centro-occidentale. Passiamo alle previsioni in dettaglio per la Calabria. Sabato, generale condizioni di cieli sereni e un po' nuvolosi. Temperature in ulteriore aumento risulteranno di diversi gradi al di sopra delle medie del periodo. E adesso analizziamo lo stato di mari e venti. Sabato mari generalmente poco mossi con moto ondoso in aumento dal pomeriggio sul Tirreno, con venti deboli dai quadranti meridionali. E infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Mete in Calabria. Per la puntata odierna è tutto, grazie, arrivederci al prossimo appuntamento. Si chiude qui il nostro giornale, grazie per l'attenzione, buona serata.